non ho nulla contro il credo religioso, la confessione religiosa dei cittadini, per cui ognuno prega il Dio che vuole, ognuno crede in quello che vuole e abbiamo l'obbligo di rispettare l'identità religiosa, ma che da qui si faccia una trasposizione sostenendo che il burqa rientra nell'ottica della libertà religiosa, direi che è proprio un'esagerazione. Al di là di questo, c'è anche qualcuno che può sostenere questo. Io dico un'altra cosa, che sul territorio veneto, chi gira in Veneto, chi gira in Italia, deve essere identificabile. Vuol dire che se ti va bene così, io ti dico che puoi girare con il velo sulla testa, fa tutte le tue robe, ma il viso, occhi, fronte, naso, bocca, mento, deve essere visibile. Finiamola questa storia, il ministro Alfano dice che ci sono le leggi. Bene, le faccia applicare, perché anche ieri abbiamo visto sui quotidiani veneti, se non sbaglio su Treviso, c'era tanto di signore con signora, immagino fosse una signora, sotto braccio, a passeggiare in centro a Treviso, sempre se non ricordo male l'articolo, e la signora aveva il burqa, per cui non era riconoscibile assolutamente. Scusi, non è, cioè al di là dell'emergenza, non è che sia una roba normale girare mascherati e non essere identificabili. Cioè è inutile che continuino a menarci sta storia delle telecamere, che c'è una telecamera per rendere sicuri i cittadini, e se poi lasci la gente girare con la maschera, cioè cosa ce ne facciamo? Cioè non capisco che differenza c'è, cioè, una persona che gira col passamontagna o col casco normale, integrale, per dire, sì, o che si mette un collan femminile in testa, cioè, può dirti a me piace così, no, a te piacerà così, ma se vuoi metterti il collan in testa, il passamontagna o il burqa, perché vorrei ricordare, non è un'ossessione, qualcuno la vende come l'ennesima ossessione di Zai e Maroni contro i musulmani, assolutamente no, i musulmani hanno diritto di fare le loro robe come tutti gli altri. Se fosse un cattolico che gira con la maschera, dico, invocando che so qualche aspetto religioso, dico toglietevi quella maschera, va a pregare in chiesa in maschera, ma non da noi, avete capito?